Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di biodiversità. Lo facciamo con il nostro ospite, Matteo Ducange, che è referente dell'ITS Academy Agroalimentare Veneto. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Partiamo, entriamo nel vivo. Le chiedo intanto perché è importante parlare di biodiversità. Quando mi capita di parlare anche con gli studenti, mi piace fare un esempio che vorrei portare anche al pubblico. È come quando noi ascoltiamo una canzone accompagnata da uno strumento semplice, oppure se vogliamo sentire una sinfonia, dobbiamo praticamente mettere decine di strumenti, centinaia di strumenti. Se dobbiamo poi metterci un'opera, non so, un'opera lirica, a quel punto oltre agli strumenti ci mettiamo anche tutti quanti i cantanti, i solisti, il coro, eccetera. Ecco, noi dobbiamo pensare che diciamo, l'uomo nell'agricoltura moderna è andato a semplificare il più possibile, come se avessimo distrutto la complessità a vantaggio della semplicità, no? Quindi la monocultura, un'unica specie, tutto ciò che non appartiene a quella specie la eliminiamo, quindi esaltando al massimo le produzioni con una monocultura. Ecco, il concetto della biodiversità è un concetto che va in senso contrario, ma non nel senso negativo, ma nel senso positivo. Cioè noi dobbiamo pensare che più abbiamo un sistema complesso, più questo sistema è stabile. So invece che avete anche organizzato all'ITS Academy un bell'evento proprio che aveva anche uno sfondo legato alle biodiversità. Ci racconta qualcosa di più? Allora, noi esattamente il 24 maggio del 2018 eravamo partiti con la prima festa della biodiversità. Bene, qualche giorno fa abbiamo festeggiato i 7 anni e l'obiettivo qual è di questa festa? È un momento da un punto di vista scolastico, per gli studenti del diurno, di fine anno. Per l'ITS, anche per l'ITS finisce l'anno scolastico ed è un momento in cui praticamente si tirano un po' le somme. La mattina abbiamo fatto un convegno dedicato all'agroforestazione e il pomeriggio l'abbiamo dedicato all'Open Day. Il convegno in particolare, per poter svolgere questa attività, abbiamo chiamato dei relatori. Abbiamo chiamato dei relatori che sono alcuni docenti formatori che abbiamo proprio nei corsi ITS. E poi abbiamo avuto la fortuna, grazie alle relazioni che abbiamo a livello internazionale, anche di avere due interventi molto importanti. Uno di questi è il presidente dell'Associazione Agroforestale francese. Poi c'è stato un intervento di un ingegnere del consorzio di bonifica con cui collaboriamo da anni, e lui stesso è un docente formatore di ITS, e abbiamo avuto anche come ospite un altro personaggio importante che viene dal mondo dell'olio, dal mondo dell'ulivo, e poi una ciliegina sulla tavola. Quest'anno c'è stato il decimo anniversario della festa dell'Europa. L'Istituto Stefano Bendecolle, che ospita la fondazione, è stato insignito come ambasciatore d'Europa, e quindi i ragazzi hanno portato un po' una presentazione in PowerPoint per far capire in che modo l'Europa contribuisce. Quindi il convegno la mattina e poi a pomeriggio ci siamo fermati con gli studenti che frequentano il primo e il secondo anno dei corsi di Buttapietra sull'agricoltura ecosostenibile e biologica, insieme agli studenti del diurno, per vivere insieme un momento particolare dedicato proprio all'Open Day.